Venezia è un patrimonio talmente incredibile a livello mondiale che ragioneremo come governo della possibilità di individuare anche poteri speciali. Avremo da lavorare, grazie, ci rivediamo a Venezia per salvare quello che è un patrimonio, un gioiello, non mettendola sotto una teca, mettendola a disposizione del mondo e però tutelando quello che è un patrimonio non solo dei veneziani ma dell'Italia e del mondo intero. Quindi conto di tornare casello per casello a inaugurare la Pedemontana. Grazie a tutti. All'indomani delle dichiarazioni del ministro Salvini a Venezia per la firma sulla Pedemontana, è immediato l'intervento del senatore veneziano Andrea Ferrazzi. I poteri speciali per Venezia che noi sosteniamo da tempo servono esattamente per togliere Venezia da una teca, cioè vuol dire riconoscere che è unica al mondo, che ha dei costi tra l'altro unici al mondo e che per essere valorizzata appieno ha bisogno appunto di un riconoscimento di questo. Non vuol dire andare a Roma, come disse qualcuno, con il cappello in mano, ma vuol dire andare a Roma spiegando bene a Roma che Venezia produce un reddito, una ricchezza per la nazione incommensurabile, anche dal punto di vista economico, e che di conseguenza ha bisogno di vedere riconosciuto questo. Pensi per esempio anche al tema per esempio dei costi straordinari che ha la città di Venezia rispetto ad altre città. Ci sono 30 milioni di presenze all'anno su un territorio molto fragile e ristretto. Ferrazzi poi specifica. La legge speciale su Venezia, come lei sa, è del 1973 ha portato a Venezia molti investimenti che sono ricaduti insomma in settori fondamentali. Ora si tratta ovviamente di riaggiornarli perché sono passati quasi 50 anni e quindi va rilanciata. E in questi ultimi 3 anni di governo, il governo di centrosinistra ha portato ingentissime risorse a Venezia, perché voglio ricordare il patto siglato appunto con l'allora Premier Renzi che portò 110 milioni di euro netti a Venezia, oppure anche il bando per le periferie che porta a Venezia, compresa l'area metropolitana, 54 milioni di euro. Quindi non è mai stata abbandonata dal governo di centrosinistra, anzi è stata sostenuta. Ovviamente lavoriamo perché questo avvenga anche oggi. Devo anche dire che come capogruppo in commissione Territorio e Ambiente ho anche presentato e attivato la procedura per il riconoscimento della nuova specialità di Venezia e quindi inizieremo a discutere nel Senato nelle prossime settimane.